Silea come Conegliano, PDL e Lega in attesa del verdetto di Bossi atteso per domani sera. Il Senatur potrebbe infatti concedere una deroga e permettere al Carroccio di correre con gli azzurri e presentare un unico candidato alle amministrative. In caso contrario i due partiti andranno da soli. Intanto sono due i candidati sindaco nel comune trevigiano. Il centrosinistra schiera il sindaco uscente Silvano Piazza. Noi abbiamo fatto quasi tutto, noi siamo già pronti, abbiamo 5 anni di amministrazione, credo buona, e a questo punto ritengo che sia giusto confrontarsi con l'elettorato. Un programma, il suo, che sarà all'insegna della continuità. Siamo partiti veramente dal basso e abbiamo portato il comune di Silea primo in Italia sugli investimenti. Questo è un dato importante, come anche tra i primi nel Veneto per contributo pro capite alla scuola e agli asili parrocchiali. Il candidato di Veneto Stato sarà Gianluca Busato, 43 anni, ingegnere elettrotecnico. Veneto Stato a Silea intende portare quei 40 milioni di euro che ogni anno l'Italia ruba ai cittadini di Silea. Il movimento, che punta all'indipendenza politica del Veneto, inizierà dalla modifica dello statuto per dare più poteri agli amministratori locali. Prima tra tutto l'inserimento nello statuto del strumento di referendum popolare deliberativo che possa permettere ai cittadini di decidere direttamente, così come avviene per esempio in Svizzera, quelle che sono le politiche importanti della comunità e della città di Silea.